gente a sentire, quindi lascia stare ogni preconcetto. Vivo in frontiera fra il muro e il letto, non mi sono autoeletto capo di nessuno, né spazio fumo, non mi serve fumare gancio per fare un po' di rap di qualità, ma rispetto chi la fuma con assunzione consapevole non si spalla ogni fine settimana fa, perché la gente non comprende e vive stati d'ansia come lui, e poi si fa di bonghe, di cannoni, anfetamine e si cracca il cuore con il mix. Dimmi come devi fare, sempre colpa della società che non ti vuole ascoltare. Se manca il centro sociale, manca un luogo di aggregazione, dove cazzo è la rivoluzione? Dico così quando andavo ai cortei, sembra di vivere al Pirenei, sembra di vivere in tutto un altro posto. L'amore per la musica in Friuli non è mai corrisposto. Dimmi come cazzo devo fare, andrò a cantare come uno snorkeling sott'acqua al mare, perché mi sa che lì te lo lasciano fare. Ma scusa, stai attento a non fumarti una medusa. Il canestro razza liberamente, gioca con la bottiglia, mica gli serve una canna di sensibilia, e c'hai presente la fai attenzione. Raga, non mi sfumarsi il cannone, troppa gente non sa e confonde la dipendenza con la libertà. Fuma quando cazzo ti pare, ma il polmone ti serve per respirare. Rispetto ai writer che usano la bomboletta, l'unica droga altro che la sigaretta. È droga anche il tabacco, è droga anche l'alcol, è droga anche il taglio di vino. Qua è legale ma fa più male sicuro, te lo dico io anche se non mi rattrista. Io sono in Friuli e figlio pure di un alcolista, che vuoi? Funziona così, ma qua è legale, quindi ti insegnano dove puoi andare a far pipì. Vai un po' più lì, invece con la ganja non funziona così, perché se non è legalizzata non c'è neanche il recupero di una persona professionalmente brava e qualificata per tirarti fuori dai problemi, e tu vivi degli smeli. Saremmo tutti più sereni in queste situazioni, con un po' di meno cannoni e più goldoni, ancora più di cannoni liberi nel parco, piuttosto che drogarsi a repentaglio. Poi ti dicono che sei fuori perché ti fumi cannoni con i fiori al Cheroli, e poi ti dicono che non va, brutta reputazione, che giri con le prostitute dietro la stazione per comprarti un cannone. Ma perché devo sottostare a tutto questo strazio? E perché lo Stato divide, droga sì, droga no, e ne gestisce lui lo spaccio. Boom! Yo, bless man.